Cari telespettatori, ben ritornati con noi, con i nostri ospiti che poi vi presento. Intanto, prima del consueto anteprima con lo SPI-CGIL, quindi gli aggiornamenti di tutte le iniziative che vengono fatte, le richieste, le rivendicazioni e così via, vediamo di vedere quello che tratteremo poi nel corso della serata, terminato l'anteprima che dura un quarto d'ora come ben sapete. Allora, ci sono due questioni abbastanza spinose. Da un lato la situazione di crisi profonda in cui incorre il nostro Stato versa, un debito pubblico che proprio in questi giorni abbiamo l'attestazione aumentato ancora ulteriormente, raggiungendo delle vette impensabili e che trascina tutto il paese sempre più verso il baratro. Potrebbe in questa situazione una forma maggiore di autonomia regionale, visto il voto di cui poco si parla del 22 ottobre per la regione Lombardia e per la regione del Veneto, risollevare poi tutto il paese da questo cul-de-sac, da questa situazione, potrebbe essere un motivo di rilancio economico? E in che termini una maggiore autonomia? Si tratta comunque di un referendum solamente consultivo, lo voglio ricordare, quindi poi sarà da discutere, capire meglio quali saranno i passi successivi. Potrebbe appunto una maggior forma di autonomia aiutare l'economia territoriale locale? Punto di domanda. E poi scandalo, ennesimo scandalo, ma ormai abbiamo capito che il business migranti è un vero e proprio business. Le mani dell''ndrangheta, quindi della mafia, sul maxi centro profughi e Blitz, appunto, leggo dai giornali perché non stiamo inventando nulla, 68 arrestati, tra i quali appunto un prete, c'è una società, insomma ci sono varie situazioni. Su 105 milioni erogati dallo Stato, 36 sono andati al Clan Arena, insomma una vergogna. A questo punto è un'attestazione effettiva che tanti milioni e milioni di euro, soldi purtroppo finiscono in questo giro ed è un sistema per muovere un'economia, quindi un vero business, un vero affare. Cosa ci potrebbe star dietro? Ecco, vogliamo continuare di questo passo? Diamo veramente una mano a chi ne ha bisogno oppure stiamo aiutando qualcun altro che non ne ha bisogno e che opera nell'illecito? Punto di domande. Allora, a queste domande risponderanno i nostri ospiti, non prima però di aver visto insieme l'anteprima con lo SPI-CGIL del Veneto.